In profilassi, Una notte da incubo sia per i sanitari di molti ospedali di Friuli e Veneto che per centinaia di ragazzi di rientro da Cracovia per la giornata mondiale della gioventù. Da quando è circolata la voce del decesso avvenuto a Vienna di una giovane romana stroncata da meningite fulminante, si è scatenato il panico fra le numerose comitive ormai giunte in territorio italiano, dove un semplice malessere dovuto alla stanchezza di giorni intensi poteva essere scambiato per i sintomi della terribile patologia, annunciata principalmente da una febbre alta. un mal di testa piuttosto intenso che non passa magari facilmente con i farmaci specifici, la nausea, il vomito, la rigidità nucale, già un passaggio un po' più avanzato però è molto specifico, e anche delle macchie cutanee che possono presentarsi. È meglio fare un controllo, ecco, in questi casi. All'ospedale di Udine si è fermato uno dei 3 pullman della comitiva in cui viaggiava la sfortunata ragazza, temendo un possibile contagio da meningite. Un giovane trevigiano che denunciava malessere aveva una semplice faringite. Intanto il 118 Veneto è riuscito ad attivare una procedura di emergenza durata fino alle 9 del mattino, che ha coinvolto i principali nosocomi. 154 ragazzi sono stati visitati al pronto soccorso di Padova, 173 in quelli periferici di Campo San Piero e Schiavonia, e ancora 18 in vari ospedali del Vicentino. 55 giovani pugliesi sono stati visitati a Verona. A Mestre l'ospedale dell'Angelo ha assistito 48 giovani ai quali è stata somministrata la profilassi. Solo con il passare delle ore si è potuto sapere con maggiore precisione chi avesse avuto contatti ravvicinati e prolungati con la giovane deceduta. I medici da questo punto di vista tranquillizzano chi è transitato per Casa Italia e a ogni modo hanno attivato una ulteriore procedura per capire se vi sia bisogno della profilassi antimeningite. Un numero telefonico a cui rivolgersi e che può dare le informazioni precise sulla situazione in generale, e soprattutto fare quella ricerca anamnestica, cioè di storia, per capire se il giovane in questione era stato molto in contatto con questa ragazza oppure no. Dalle informazioni che abbiamo è che i contatti non sono stati di questo livello, quindi per la maggior parte dei casi non è necessaria una profilassi antibiotica, ma una sorveglianza sanitaria per capire nell'arco degli immediati giorni successivi al caso dello sfortunato decesso, per vedere se ci sono dei segni clinici in partenza che hanno bisogno di un approfondimento sanitario.